Schianto mortale nel tardo pomeriggio, auto entra contromano in A27 tra i due caselli di Vittorio Veneto e centra altre due vetture, un morto e diversi feriti, soccorsi e forze dell'ordine ancora sul posto. Ucciso con una coltellata al petto durante una festa latinoamericana al bar della stazione ferroviaria di Alano di Piave nel Bellunese, vittima un 53enne trevigiano trasferitosi da qualche anno nel Feltrino. Furto di biciclette da corsa ed elettriche nella notte al negozio Bike Me di Villorba, 90.000 euro il bottino, ladri attrezzati ed esperti, ci racconta il proprietario. Ladri in azione nella notte anche a Conegliano, dove due farmacie sono state razziate del fondo cassa, una dopo l'altra in Viale Veneto e poi in Viale Venezia. Indagano i carabinieri. Paura nella notte ad Oderzo, un uomo completamente ubriaco ha lanciato la propria bici contro le auto di passaggio, compresa quella dei carabinieri intervenuti per fermarlo, è stato arrestato. Ellie Schlein a Treviso per sostenere la corsa di Giorgio Denardi. La segretaria del PD davanti a una piazza gremita punta sul lavoro, lotta alle disuguaglianze, sostegno a sanità e scuola pubblica e contrasto alla crisi climatica. Oltre 10.000 donne stamattina alla Treviso in Rosa, uno spettacolo bellissimo all'insegna della solidarietà e della prevenzione del tumore al seno. Parte del ricavato andrà alla Lilt. Da Preganziola a Udine sono partiti a piedi questa mattina i primi alpini della Marca in vista della 94esima adunata in programma il prossimo fine settimana nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. In primo piano l'avete sentito dai titoli, una notizia giunta nel tardo pomeriggio in redazione ed è quella relativa all'ennesima tragedia della strada. Un'auto è entrata contromano al casello di Vittorio Veneto e dopo circa 1,5 chilometri di strada percorsa appunto contromano si è scontrata contro altre due vetture. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al conducente dell'auto, che è deceduto. Ci sono anche diversi feriti, pare non gravi. L'incidente è avvenuto nella corsia in direzione sud verso Venezia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 arrivati con l'elicottero. I sanitari hanno tentato invano di rianimare l'uomo, hanno poi naturalmente soccorso anche le altre persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ed ancora cronaca, perché la scorsa notte un uomo di 53 anni, Antonio Costa, è stato ucciso con una coltellata al petto durante una festa latinoamericana al bar della stazione ferroviaria di Alano di Piave nel Bellunese. Fino a 6 anni fa abitava a Treviso, aveva un figlio. So che lui piaceva venire qua e io ho sempre detto non sta andare là, non sta andare là. A me non è mai stato simpatico questo posto qua. Non è mai stato simpatico questo posto qua. A volte una mi diceva mi porti fino giù perché lui aveva solo il monopattino. Ti accompagno oppure ti aspetto giù in fondo, veniva qua, beveva qualcosa e poi ripartivo, io non venivo qua. A parlare uno dei più cari amici di Antonio Costa, l'uomo ucciso con una coltellata al petto sabato sera al Cangur Bar, il locale vicino alla stazione. Qui la sera da anni ci sono feste a tema latinoamericano. Antonio, trevigiano d'origine, padre, trasferito ad Alano da 6 anni, era solito frequentarle. Si faceva accompagnare dagli amici oppure arrivava con il suo monopattino elettrico. Era rimasto vittima di un grave incidente stradale che gli aveva lasciato strascichi importanti. Non guidava, non lavorava, pochi i contatti con la famiglia. No, conosciuto da tutti, sì, era un tipo di era compagnia, molto così. amato, buono. Dopo, sì, si sa cose come vanno, un bicchiere tira l'altro e magari per me è successo così. Amico che parla di quei bicchieri di troppo che spesso alteravano le condizioni di chi frequentava quel locale. Una rissa potrebbe essere stata la cornice entro cui si è consumato il delitto. Costa è stato colpito da un fendente mortale, è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari. In quel momento nel locale c'erano almeno una 60 di persone, una zona non nuova di episodi violenti e per questo attenzionata, come conferma il sindaco di Alano, Serenella Bogana.
È una zona che è attenzionata dalle forze dell'ordine e chiaramente adesso lo dovrà essere ancora di più. Diciamo che il sistema di telecamere ha funzionato, nel senso che sono stati acquisiti i filmati e speriamo che possano dare una svolta alle indagini. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno già sentito le prime persone in caserma, posto il locale sotto sequestro e visionato le immagini delle telecamere. Duplice omicidio di Paese. È stata fissata per martedì pomeriggio all'obitorio dell'ospedale Cafoncello di Treviso l'autopsia di Lino Pestrin e della moglie Rosanna Trento, uccisi mercoledì sera nella loro casa in via Monsignor Breda a Paese dal fratello di Lino, reo confesso, Massimo Pestrin, ora rinchiuso nel carcere di Treviso. E continuiamo con la cronaca, perché c'è stato un grosso furto di biciclette da corsa ed elettriche. La scorsa notte al negozio Bike Me di Villorba, migliaia di euro il bottino. Il titolare parla di una banda specializzata di ladri ed esperti. Sentiamo. Era gente che era sicuramente preparata, perché hanno lavorato all'interno del negozio anche con il fumogeno acceso, e quindi da quello che ci hanno raccontato i carabinieri probabilmente avevano delle mascherine per non inalare il fumogeno. Il sistema d'allarme che libera nebbiogeni rendendo satura l'area nella zona che viene violata lo hanno eluso con mascherine ed occhialini. La porta d'ingresso l'hanno scardinata con un piede di porco, forzandola ed alzandola, e poi con un flessibile a molla hanno tranciato le viti che tenevano ancorate le bici e i sostegni a terra. Risultato: un bottino da 90.000 euro, 12 biciclette tra elettriche, corsa e gravel, portate via in pochi minuti. È accaduto nella notte al negozio di vendita e noleggio Bike Me di via Pacinotti, nel complesso Kennedy di Villorba. Assicuro che in 30 secondi qui dentro non si respirava più, quindi più di così a un certo punto sì. Aumenteremo il sistema di vigilanza, le cose basilari, ma il resto non si può fare altro. Il titolare, Matteo Drusian, ex meccanico presso Pinarello, ricorda il furto subito dal marchio trevigiano ed ora da 1 anno e mezzo qui parla di ladri esperti, persone che sapevano che cosa avrebbero trovato. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Villorba, che hanno trovato e sequestrato arnesi usati per lo scasso. A disposizione ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono già passati da un amico che abbiamo a Resana, poi sono passati in un altro negozio a Cimadolmo. Diciamo che si erano un po' calmati, se possiamo dire così, adesso stanno riprendendo veramente molto i furti. L'obiettivo è l'estero? Da quello che posso immaginare io sicuramente sì, anche perché hanno selezionato le bici che volevano, perché quelle più economiche le hanno lasciate a terra, quelle più belle le hanno portate via. E ladri in azione nella notte anche a Conegliano, dove 2 farmacie sono state razziate del fondo cassa una dopo l'altra. Ignoti sono riusciti ad entrare nella prima in viale Veneto e poi in una seconda in viale Venezia, dopo aver forzato gli infissi. Una volta dentro hanno portato via i soldi rimasti in cassa per poi darsi alla fuga. I danni sono in corso di quantificazione e in entrambi i colpi stanno indagando i carabinieri della compagnia di Conegliano. E paura nella notte a Oderzo, dove un uomo di origini potentine, completamente ubriaco, ha iniziato a gettare la propria bici sulla strada al passaggio delle auto. I carabinieri, intervenuti immediatamente dopo la prima segnalazione, hanno arrestato l'uomo 38enne, che ora dovrà rispondere di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. All'arrivo dei militari, infatti, l'uomo ha gettato anche contro di loro la bicicletta, minacciandoli e rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Il processo per direttissima è previsto per domani. Ed ora la cronaca ci porta a Napoli, dove 4 giovani residenti nel Trevigiano sono stati aggrediti.
Movida violenta a Napoli. Ad essere feriti e finire in pronto soccorso sono 4 giovani di origine marocchina residenti in provincia di Treviso. Il fatto è accaduto in largo Baracche. I ragazzi sono stati picchiati da un gruppo di sconosciuti. L'alterco con una baby gang poco dopo la rissa. I 4 sono stati soccorsi dal 118 che ha allertato i carabinieri. Una delle vittime ha riportato una frattura del polso sinistro, diverse ferite alla testa, 30 giorni di prognosi per lui. Ferita alla testa anche per un altro giovane che è stato medicato all'ospedale Pellegrini. Gli altri 2 hanno riportato ferite più lievi, sono stati portati al pronto soccorso del Cardarelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il 12 maggio del 2018 era rimasto vittima di un incidente che lo aveva profondamente segnato, rendendolo paralizzato. In quello schianto avvenuto a Colfosco di Susegana era morta anche la sua fidanzata, la 18enne Martina De Faveri. Abessamad Fami, 28enne di origini marocchine ma da sempre residente a Conegliano, si è spento venerdì scorso a causa delle complicazioni di una febbre altissima. Il giovane si trovava in Marocco con la famiglia per il Ramadan e per incontrare la sorella. L'incidente, che vide protagonista il giovane quasi 5 anni fa, coinvolse una Volkswagen Polo con a bordo lui, Martina e altri 2 ragazzi, tra i quali un ragazzo marocchino che si trovava alla guida. Quest'ultimo, forse a causa dell'alta velocità, invase l'opposta corsia di marcia e si schiantò frontalmente con un'auto su cui viaggiavano 5 persone. Martina De Faveri morì sul colpo, mentre Abessamed rimase appunto tetraplegico. Ed ora la pagina politica. Elly Schlein oggi a Treviso per sostenere la corsa a sindaco di Giorgio De Nardi. La segretaria del PD, davanti ad una piazza gremita di sostenitori, punta sul lavoro, lotta alle diseguaglianze, sostegno alla sanità e alla scuola pubblica e contrasto alla crisi climatica. Ciao Treviso, ciao, ben trovata, ti trovo splendida, grazie di essere qui. Un'ovazione accoglie l'arrivo di Elly Schlein a Treviso a sostegno della corsa a sindaco di Giorgio De Nardi. La segretaria del Partito Democratico parla a braccio, mezz'ora di discorso per porre l'accento sui temi più cari al centro-sinistra, a partire dal rilancio economico e dal lavoro. Basta col lavoro povero e col lavoro precario. Basta con le provocazioni di un decreto approvato il 1° maggio che aumenta la precarietà. Vorrei che chiedessero ai giovani e alle giovani che vedo in questa piazza che cosa vuol dire avere un contratto di 3 mesi, non sapere se ce l'hai il giorno dopo, e si sentono pure prendere in giro da politici che chiedono perché escono più tardi di casa. Pioggia di applausi quando la segretaria del PD affronta il tema della sanità. Che noi saremo a difesa della sanità pubblica universalistica. Non accetteremo tagli e striscianti privatizzazioni del servizio pubblico. Sarebbe tradire il pensiero di chi, come Tina Anselmi, ha avuto l'intuizione di un sistema sanitario nazionale. Schlein sollecita maggiori sforzi finanziari sulla salute mentale, visto l'accentuarsi dei disagi in seguito alla pandemia, e poi servizi per l'infanzia e gli anziani. Ed ancora la scuola pubblica, la questione climatica, il contrasto alle disuguaglianze. Giorgio si propone da questo punto di vista un'amministrazione che sia al fianco di chi fa più fatica, di chi rischia di rimanere indietro. Continuiamo con la campagna elettorale. Invoca maggiori investimenti dello Stato nelle scuole dell'infanzia paritaria. Gloria Tessarolo, candidata della lista Mario Conte, sindaco. Lo Stato passa a queste scuole che in Veneto offrono il 70% delle risposte a queste famiglie, perché non è scuola dell'obbligo, 700 euro, a fronte di un costo dello Stato, di un impegno dello Stato per alunni, parimenti, bambini italiani, attenzione, italiani nel senso cittadini presenti nel nostro territorio con dei diritti, e questo lo sottolineo, di 6.800 euro. Quindi lo Stato spende per il medesimo bambino 6.800 euro se va in una scuola pubblica e ne spende 700 per una paritaria. Allora chi è che viene in soccorso? Vengono in soccorso i comuni. 950.000 euro, questo per le 18 scuole paritarie. Treviso oggi
è una città che offre nei servizi 03 che non sono servizi di conciliazione, cominciamoli a chiamare servizi educativi, perché hanno un ruolo importantissimo nella crescita sana dei bambini e nella lotta e nel contrasto alla povertà educativa. Cominciamo a ragionare così. Noi l'abbiamo scritto con il sindaco ai ministeri, perché è importante che in questa fascia d'età, e lo dicono i pedagogisti, non lo diciamo noi, che nella fascia 0-6 lo Stato investa, accompagni i genitori e investa sui bambini, perché quello che un bambino vive e apprende tra gli 0 e i 6 anni lo renderà un adulto più sereno e stabile, un cittadino dell'Italia e del mondo. Ed ora la nostra programmazione, perché domani sera appuntamento speciale con Ring e con il confronto tra i 5 candidati sindaco in corsa per Treviso. Una settimana al voto è conto alla rovescia per l'incontro di domani. A salire sul ring di Ferdinando Avarino alle 21:15 saranno i 5 candidati alla guida di Cassugana per i prossimi 5 anni. Una puntata speciale di Ring da non perdere. Da Mario Conte a Giorgio Denardi, da Nicolò Rocco a Maurizio Mestriner a Luigino Rancan. I 5 candidati sindaco di Treviso faccia a faccia nell'ultima sfida prima del voto. I temi più caldi che hanno infiammato la campagna elettorale, dalla sicurezza alla viabilità, il nodo parcheggi, il tema del verde e quello delle alleanze. Allora, come avete capito, domani sera alle 21:15 su Antenna 3 a Ring c'è il confronto tra i 5 candidati sindaco per la corsa a Treviso. Luigino Rancan, Maurizio Mestriner, Nicolò Rocco, Giorgio Denardi e Mario Conte, tutti insieme. Per un'unica regola: non ci sono regole. Vi aspettiamo domani sera a Ring. Noi piace fare un confronto vero, per questo diciamo non ci sono regole, certo nel rispetto dello spazio, del tempo, delle proposte di tutti, ma deve essere un vero confronto come in questa campagna elettorale forse non si è mai visto. Tutti i 5 candidati saranno presenti nello studio di Ring in contemporanea per confrontarsi all'inizio di questa che è l'ultima settimana prima del voto. Vi aspettiamo domani sera alle 21:15 a Ring per il confronto. Tra i comuni della Marca, attesa anche per l'esito delle urne a Vedelago, unico comune, oltre naturalmente al capoluogo, a superare i 15.000 abitanti, per i quali quindi si potrebbe profilare un secondo turno di ballottaggio. Particolare la situazione appunto nel paese, che vede il centrodestra spaccato in 3. Cominciamo dai primi 2 candidati. Sono in 4 a correre per la carica di sindaco nel comune di Vedelago per le amministrative del 14 e del 15 maggio. Dei 4 è solo Fiorenza Morao, segretaria locale del PD, a rappresentare l'area progressista. 3 le liste di centrodestra, che vedono una Lega spaccata in 3. Per Morao, ambiente e sociale sono i protagonisti del programma Essere comunità, prendersene cura. 3 priorità per Vedelago sono essenzialmente le politiche sociali, l'ambiente e la viabilità. Combattere il consumo di suolo e modificare la viabilità nella regionale 53 attraverso una prima azione che permetterebbe di deviare il traffico pesante dal centro cittadino. Ma restano le politiche sociali il centro del programma. L'obiettivo è quello di mantenere viva una rete assistenziale efficiente. Prima cosa che farei subito e che viene fatta proprio nel giro di breve sarebbe proprio nominare un assessore specifico dedicato alle politiche sociali che sia comprensivo anche di scuola e di sanità e salute. È sostenuto da 4 liste Giuseppe Romano, oltre a Lega e Fratelli d'Italia ha l'appoggio di 2 civiche, Denise Braccio e Futuri Movimento. Queste le priorità del suo programma. Sicuramente la viabilità e trovare soluzioni al traffico pesante del nostro comune, della frazione principale che è Vedelago, ma anche nel contempo altre situazioni di viabilità di difficoltà importanti, però ritengo importante anche la soluzione del problema delle cave. Se eletto sindaco, la prima azione verterà su opere pubbliche. Portare a compimento i bandi del PNRR, circa 10 milioni di euro. Ed ora gli altri 2 candidati di Vedelago, Marco Perin e Renzo Franco.
Si candida con 3 liste civiche Marco Perin, una che porta il suo stesso nome, la lista della sindaca uscente Cristina Andretta e I Care, lista composta da giovani che hanno un'età media di 20 anni. Da vice sindaco uscente, Perin ha le idee chiare su ciò che deve fare per la cittadinanza. La priorità prima sarà approvare il piano di interventi. È stato adottato in Consiglio Comunale, è in attesa ora dell'approvazione, lo attendono 192 domande presentate dai nostri cittadini. La seconda cosa sarà attuare gli interventi previsti dal PNRR. Siamo stati assegnatari di più di 10 milioni di contributi di questi fondi importanti e quindi ci attiveremo da subito per avviare le opere previste e realizzarle nei tempi stabiliti dalla procedura. La terza cosa sarà quella di istituire una giunta parallela fatta dalla lista dei giovani che abbiamo, la lista iCare, che tratterà gli stessi identici temi che tratterà la giunta che andrò a formare se sarò eletto. Si presenta con la lista civica Rinnova Vedelago Renzo Franco, modifica della viabilità, produzione di energia elettrica green, sicurezza e ripopolamento del comune tra le priorità del candidato. La prima azione sarà di mettere in sicurezza il territorio, riformare completamente il comando, cercare sinergia con i carabinieri, fare il terzo turno alla sera, praticamente mettere in sicurezza tutto il territorio di Vedelago. Grazie. Vedelago ha un problema di sicurezza secondo lei? Sì, certo. Questo è arrivato il punto che la gente manco denuncia i furti o altre cose che succedono. Questo è molto grave. Dobbiamo avvicinarci alla gente, dobbiamo dare fiducia alla gente, la gente si deve avvicinare al municipio di Vedelago. Ed abbiamo ora un aggiornamento di cronaca sul terribile incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord. Un'auto è entrata contromano e dopo aver percorso 1,5 chilometri di strada ha centrato altre 2 vetture. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente che è deceduto. Altre 2 persone sono rimaste ferite, c'è una famiglia che si trovava invece a bordo di una terza vettura rimasta illesa ma sotto shock. L'incidente appunto è avvenuto nella corsia in direzione sud, direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Pesanti anche i disagi alla circolazione in quel tratto di strada. I rilievi sono tuttora in corso. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, tra pochissimo torneremo a vedere le belle immagini della Treviso in rosa. E rieccoci in diretta edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Oltre 10.000 donne stamane in città per la Treviso in rosa, divertimento e solidarietà per sottolineare l'importanza della prevenzione del tumore al seno. Oltre 10.000 donne, un lunghissimo serpentone rosa che ha attraversato la città per la 9ª edizione di Treviso in rosa, festa delle donne in nome del divertimento e della solidarietà. Donne dalla Marca e da tutto il Veneto, ma le regioni rappresentate sono 15, si cammina e si corre nel nome della prevenzione. 129 i gruppi iscritti, quello della Lilti il più corposo, ma poi ci sono i gruppi di palestre, aziende, associazioni e tante amiche. Con tutte le amiche per festeggiare! E la solidarietà, e sono una che è stata colpita, quindi sono qua felice. Ciao, bellissimo. Per aiutare chi purtroppo ha questo problema, perché purtroppo può succedere anche a noi. Quindi viva le donne e via! Ciao! Per partecipare tutte insieme a questa bellissima manifestazione e di grande solidarietà. È molto bello essere con le amiche e anche di sostenere una causa così, un giorno super bello. È importante crederci per la donna che ha fatto passi da gigante la scienza in questa malattia. Perché siamo tutte assieme e ci vogliamo bene, noi donne siamo uniche al mondo. Solidarietà anche verso delle amiche mie che hanno un problema. Perché abbiamo avuto in famiglia problemi di genere e sosteniamo molto tutti il resto che devono curarsi. Sono col gruppo di Casier
siamo in 60 tutte quante a camminare per una giusta causa. Viva noi donne e la prevenzione dei tumori. È un evento importante perché è un evento che va ricordato anche per la prevenzione della lotta contro il tumore al seno, deve essere la forza per tutti noi, per tutte le donne e per tutte le mamme. Organizziamo da anni questo gruppo, quest'anno è mancata l'Antonia qualche mese fa, ci dispiace però è sempre qua con noi e viva le donne, buon divertimento a tutte. Pensiamo alle donne che stanno combattendo e a quelle che purtroppo hanno combattuto ma hanno perso, ma la speranza c'è sempre. Tra i gruppi anche quello della Polizia di Stato con il questore. Importante per fare gruppo, per essere nella città, per essere con tutte le altre donne, quindi siamo qui proprio per questo. E poi il gruppo dell'Istituto Vesta. Rafforzare la sorellanza per essere più forti anche di fronte a problemi anche di salute che possono insorgere, e questi sono valori educativi che anche noi nel gruppo dei docenti, della dirigenza e di tutto il personale vuole sostenere. E quello dell'AISM. AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Treviso, perché anche noi camminiamo per chi non riesce a farlo. Ed anche il gruppo delle donne di Media Nord-Est ha voluto esserci. Sì, assolutamente, credo che sia un nostro dovere anche dimostrare che la stampa, la televisione in questo caso, anche il nostro gruppo è presente, perché ci spendiamo molto per l'informazione in termini di prevenzione ed è un piacere, una gioia essere qua in mezzo a tutte queste donne. Ogni anno nella Marca si diagnosticano 900 nuovi casi di tumore al seno, le storie delle donne che stanno combattendo contro il male e l'importanza della prevenzione portata avanti come mission dalla LILT. È stata una scena davvero impressionante vedere 10.000 donne che partono e sfilano per un messaggio importante, che è quello di lanciare anche, oltre a un momento di festa, lanciare un messaggio per la prevenzione, perché per il tumore al seno la prevenzione è fondamentale, in quanto fare delle buone pratiche, sottoporsi allo screening e arrivare presto alla diagnosi significa salvare la vita. Il contributo che verrà dato alla LILT servirà per la nuova palestra riabilitativa. È previsto l'allestimento che c'è già stato della nuova palestra di riabilitazione, una persona dedicata per la riabilitazione fisica delle persone che hanno incontrato la malattia presso la nostra nuova sede di via Venzones numero 7. Il messaggio della manifestazione è quello della prevenzione fondamentale per salvare la vita delle donne dal tumore più diffuso. Ogni anno abbiamo 900 nuovi casi di tumore in provincia di Treviso, quindi è il tumore di gran lunga più frequente. Un terzo dei tumori della donna sono tumori al seno e una donna su 8 nella nostra regione ammalerà di questo tumore, quindi la prevenzione è davvero fondamentale. Lo sanno bene le donne che oggi hanno voluto camminare e correre, che hanno sperimentato sulla propria pelle la lotta alla malattia o ancora la stanno combattendo. 2 mesi che sono stata operata, grazie a Treviso per tutto. Basta. E mi ha dato una nuova vita, un nuovo seno e tutto, quindi grazie alla prevenzione è tutto. Grazie a tutte le donne e ai medici che mi hanno salvato la vita. Noi abbiamo sfilato con la parola previeni perché è quello che crediamo, prevenzione, prevenzione. Quindi non abbiate paura di fare i controlli, ma abbiate paura di non farli. Primo gruppo di alpini in partenza oggi in vista della Dunata nazionale di domenica 14 maggio. Sono partiti a piedi questa mattina dopo una breve cerimonia al Monumento dei Caduti di via Roma a Preganziol. 10 alpini della sezione appunto locale percorreranno 112 km per raggiungere Udine. Durante il cammino saranno diverse le tappe da Silea a San Biagio di Callalta, Motta di Livenza e Villotta. L'arrivo è previsto per venerdì presso il gruppo di Umberto Feletto, dove incontreranno il resto del gruppo alpini di Preganziol. Questa notte saranno ospitati presso la sede degli alpini di San Biagio di Callalta. Domattina alle 9 è prevista una nuova cerimonia a Fagarè. Ritorniamo ora in centro a Treviso perché per 3 giorni Piazza Duomo si è trasformata in un'area verde con più di 1300 piante di alberi autoctoni pronti per essere donati ai cittadini e messi a dimora.
Un piccolo bosco al centro di Treviso che nasce da un'iniziativa promossa dal Festival Biblico. In questa piazza abbiamo deciso di ricreare non tanto il giardino dell'Eden, ma un bosco costituito di tutte piante tipiche del nostro territorio che può essere ricreato in zone forse non nel centro della città, ma certamente anche all'intorno della città, e tutte queste piante più piccole, 1300, sono disponibili per i cittadini. Un bosco che ancora non c'è il titolo dell'installazione. Più di 1300 le piante presenti in piazza. Sono tutte piante da piantumazione immediata di bosco, quindi di alta metratura, e quindi vanno piantati in giardino. Quasi una provocazione, quella del piccolo bosco, per porre l'attenzione su come sia importante la presenza del verde pubblico, proprio nel momento in cui si discute di rendere il centro e Piazza Duomo un'area pedonale. Fino al 16 luglio nello storico spazio di Cascarpa a Treviso la mostra fotografica Carlo Scarpa Sekira Masaki, tracce d'architettura nel mondo di un fotografo giapponese. 85 fotografie, 54 a colori e 31 in bianco e nero, 4 sezioni distribuite su 3 piani di Cascarpa. Un viaggio attraverso l'opera di Carlo Scarpa, colta e interpretata da Sekiya Masaki, ma anche uno sguardo rivolto all'architettura come compresa all'interno del mondo di immagini del fotografo giapponese. Con gli occhi di un fotografo che viene da lontano, ci porta molto vicino, cioè ci permette di capire il valore di luoghi e di autori che hanno lavorato nel territorio trevigiano e che poi da lì ci hanno permesso di maturare anche un prestigio e una visibilità internazionale. Questo è un po' anche il lavoro che fa la Fondazione. Attraverso la vita e le opere di Masaki si compie una sorta di viaggio attraverso il mondo, dal Giappone alla Cambogia, da Vienna all'Italia. Abbiamo deciso di prendere momenti caratteristici della sua carriera, quindi il primo lavoro come fotografo in Cambogia ad Angkor Wat, la sua opera più importante, compiuta e conclusa, che è l'opera su Otto Wagner e quindi Vienna nel primo Novecento, e poi l'ultimo lavoro nel quale si era cimentato, e che è appunto la ripresa delle opere di Carlo Scarpa. Attraverso le opere in mostra si scopre così il legame che lega due artisti come Scarpa e Masaki. Questa tensione continua verso il loro lavoro, per cui questa continua ricerca della precisione, del fare, come dire, fare bene le cose. Ed ora il consueto appuntamento domenicale con i servizi storici di Antenna 3. Oggi vi riportiamo al 7 maggio di quasi 40 anni fa, quando a Treviso 2 associazioni cercarono di circondare con una catena davvero speciale tutta la città. Vediamo. 10 maggio, festa della mamma, ma anche festa dell'amore. Proprio all'amore è dedicata la singolare manifestazione organizzata dai circoli Gente in Movimento di Casale sul Sile e Amici al Ponte Dante di Treviso. Si tratta di una vera e propria catena umana per la pace e la solidarietà stretta attorno alle mura cittadine. L'iniziativa ha avuto l'appoggio di vari enti pubblici e privati, tra cui la Proloco, l'Aido e numerosi gruppi culturali. Ma sentiamo qualcosa sul significato della manifestazione da uno degli ideatori. Gli scopi sono due, essenzialmente uno scopo morale e uno scopo finanziario. Lo scopo morale è quello di rivalutare alcuni valori, quali l'altruismo, la solidarietà e il rispetto per la vita. La solidarietà è quello che praticamente toccheremo come tasto quel giorno. Infatti noi chiederemo a tutte le persone di buona volontà che verranno lì appunto domenica attorno alle mura, chiederemo di prendersi per mano, di fare una cosa che non sono abituati sicuramente a fare. Una manifestazione simbolo quindi per una pace come dimensione fondamentale per i rapporti col prossimo e soprattutto con chi soffre. L'intero incasso della giornata sarà infatti devoluto a favore dell'Unicef e della comunità per handicappati Il Quadrifoglio di Treviso. 7 saranno i punti di concentramento attorno alle mura della città, come vedete nella carta, in cui verranno piazzati gli altoparlanti attraverso i quali 3 persone trasmetteranno un messaggio. Un vecchio parlerà in virtù della sua esperienza ed inviterà a non ripetere gli errori del passato. Un bimbo lancerà un messaggio di speranza ed uno straniero, una donna dello Zimbabwe, parlerà di pace. Intanto gli Amici al Ponte Dante, Gente in Movimento, hanno dato il via alla vendita di questi anelli, simbolo di unione, il cui prezzo è un'offerta che verrà devoluta sempre all'Unicef e al Quadrifoglio. Per chi volesse partecipare alla manifestazione, la concentrazione è in uno dei 7 punti attorno alla città.
alle 14:30, dalle porte, dalla stazione ferroviaria e da via Fratelli Bandiera. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata, vi lascio come sempre alle previsioni del meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con tempo molto variabile a causa dell'arrivo di alcune perturbazioni accompagnate da aria più fresca. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 8 maggio evidenzia un contesto alquanto instabile. Avremo annuvolamenti irregolari alternati a schiarite più ampie, ma con possibili precipitazioni a carattere sparso e alquanto sporadiche. Temperature in calo, minime tra 12 e 14 gradi, massime invece sui 18-21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso qualche parentesi soleggiata, ma cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge sparse e qualche rovescio temporalesco. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo delle schiarite con tempo a tratti soleggiato. Nel pomeriggio invece maggiori rovesci. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.